Si direbbe che la malattia è uguale, quindi non è peggiore e anche ad oggi possiamo dire che dai risultati di alcuni studi scientifici già prontamente pubblicati dai colleghi inglesi, non ci siano effetti negativi su quella che è l'efficacia del vaccino che è stato prodotto. Per Fabrizio Pregliasco, quindi tra i virologi più ascoltati in questa pandemia, la variante inglese non metterebbe a repentaglio la validità e l'efficacia del vaccino, questo perché la mutazione non ha riguardato la proteina spike caratterizzante il virus. Sostanzialmente la stessa e diversi anticorpi riescono a riconoscerla e quindi riteniamo che la vaccinazione ad oggi sia ancora efficace anche su questa variante. Detto questo, resta un virus modificato che presenta un altissimo indice di contagiosità. È una variante vantaggiosa per il virus in quanto è più rapida nel diffondersi, ha un valore di R0 superiore, quindi questo virus causa più casi più velocemente. Una velocità che porta a dire lo stesso Pregliasco che il nuovo Covid è già in Italia al di là dei casi segnalati nelle ultime ore. Il 62% degli isolati a Londra e nel sud-est dell'Inghilterra sono ormai di questa variante. Hanno già segnalato dei casi nei Paesi Bassi, addirittura anche in Australia, quindi ben più facile in Europa e quindi anche nello specifico in Italia. Da qui l'invito del professore che va oltre i singoli provvedimenti normativi e che parte da un'evidenza scientifica. Ogni contatto interumano in questo momento è a potenziale rischio, basso rischio specifico di essere infettati, però più ne abbiamo, più rischiamo di incappare in quello sbagliato.